Un viaggio lungo più di 3 mesi dentro il cuore della Sardegna. 28 centri barbaricini stanno animando e animeranno sino al 16 dicembre il centro dell'isola, protagonisti dell'edizione 2012 di Autunno in Barbagia, rassegna promozionale di eccellenze sarde. Un percorso di 15 fine settimana organizzato dall'Aspen di Nuoro con il supporto dell'assessorato regionale del turismo, tra cultura, arte, enogastronomia, eventi e tradizioni, alla scoperta di costumi, sapori, profumi e saperi sardi. Una riscoperta per chi ne è già stato affascinato e un'emozione unica e un arricchimento per i visitatori che si affacciano per la prima volta in Barbagia. Nel weekend tra il 12 e il 14 ottobre è stata la volta di 3 centri attorno al Gennargentu, nello scenario affascinante dei loro paesaggi naturalistici e centri storici. Meana, Ololai e Gavoi, il paese dei Tumbarinos che domina dall'alto il lago di Gusana, hanno aperto al pubblico le loro cortes, le antiche dimore, accogliendo e mettendo in mostra i segni identitari dell'isola. Centinaia di turisti ne sono rimasti conquistati. Autunno in Barbagia è l'occasione per i sardi stessi e per gli ospiti provenienti dalla penisola e dall'estero per osservare dal vivo come si conduceva la vita di tutti i giorni sino a pochi decenni fa. Tradizioni mantenute in vita da abili artigiani del legno, dell'intreccio e del telaio e da esperte massaie capaci ancora oggi di lavori funzionali allo stile di vita ma che sono nello stesso tempo vere e proprie opere d'arte. Questo cestino è realizzato sempre con l'ausilio di una forma e si parte dal fondo, cioè si imposta una raggiera, poi questa raggiera va girata in su e sempre avvalendosi della forma si intreccia. Arrivati a questo punto si prendono queste bacchette, sono di asfodelo, con un punteruolo si svuota, si fa in modo che sia forato da una parte all'altra e si infila nell'ordito che parte da qua.